Grazie a tutti quanti, perché per chi si cimenta in una campagna elettorale, ma nella vita pubblica, io lo ripeto, è importante sentire il conforto della gente, quella gente di cui magari noi siamo stati rappresentanti, abbiamo ad essere i rappresentanti ai quali dobbiamo relazionare, ai quali comunque dobbiamo dare conto del nostro operato. Quindi sentire il conforto, la vicinanza, la vostra presenza è, credo, la cosa più bella per un amministratore, per una persona che fa vita politica, e credo che sia l'unica cosa a cui ambisce nella sua quotidiana attività politica e amministrativa. Per cui grazie a tutti per essere qua. È una campagna elettorale, iniziamo la campagna elettorale, questa sera la iniziamo per la lista numero 3, capeggiata dal candidato sindaco Vincenzo Passaseo. È inutile dire che è uno dei momenti più importanti della vita politica e amministrativa di un paese. La campagna elettorale è un fatto importantissimo, fondamentale, un momento in cui ci si confronta, ci si presentano le proposte, si confrontano tra le varie proposte e i cittadini scelgono di candidare a rappresentarli nell'attività amministrativa i propri rappresentanti. Quindi immaginate la differenza tra una democrazia e una dittatura. Molto probabilmente sta in questo, non c'è la campagna elettorale perché lì chiaramente c'è qualcuno che decide che cosa fare e gli altri solamente ad eseguire. Quindi un momento importante. Io come amministratore di questa collettività mi auguro che questa sia una campagna elettorale corretta e non ho dubbi che non lo sia, considerate le forze che sono in campo, che ora sia una campagna elettorale dove si possono esplicitare le problematiche di questo Paese e nel rispetto e nel confronto tra le diverse posizioni si possano comunque elaborare quelle idee, quelle progettualità che possano servire a questa comunità per andare avanti, per proseguire un percorso di crescita per i cittadini salvesi, ma anche per disposizione degli altri. Se per tanto tempo sono stato alla guida del carro di Salve, oggi l'umile compito di spingere magari quel carro se il candidato a questa nuova squadra. Questa nuova squadra abbiamo detto che si rinnova ma che continua, e l'espressione del candidato non può essere che quella di una persona che già da tanti anni ha iniziato il suo impegno in politica, e badate bene, l'impegno in politica lo si assume per dare un contributo al proprio paese, molto spesso al di là dei ruoli, al di là delle opportunità, al di là delle convenienze. Io ricordo che con Vincenzo abbiamo iniziato il nostro percorso politico quando il nostro mondo ideale crollava, erano momenti particolarmente difficili, di cambiamento, e quando ci sono i momenti difficili spesso ci si ritrova in pochi, perché comunque qualcuno cerca naturalmente, forse una reazione spontanea, di salvarsi. Io in lui ho apprezzato questa determinazione di misurarsi in politica, di impegnarsi in politica in momenti difficili, dove era più facile sicuramente non raggiungere i risultati nonostante l'impegno profuso. Abbiamo passato anni difficili, ma in quegli anni, Vincenzo, abbiamo saputo mantenere un patrimonio di idealità, un patrimonio comunque di attaccamento, di amore per il proprio paese, e l'abbiamo portato avanti in anni difficili, interpretando ruoli che molto spesso erano ruoli di minoranza, ruoli di opposizione, ruoli che non venivano molto spesso capiti, non venivano condivisi dai tanti, ma comunque abbiamo avuto quella costanza di andare avanti, e di impegnarti, comunque di rispettare il ruolo che i cittadini salvesi ci avevano assegnato, fosse di opposizione, fosse di maggioranza. Abbiamo iniziato a fare l'opposizione con tanti amici, siamo andati avanti. Quando ci hanno assegnato il ruolo comunque di guida di questo Paese, credo comunque che siamo riusciti a metterci in un posto nel cuore questo Paese e portarlo avanti, raggiungendo i risultati che avevamo detto prima. Tu hai rappresentato in questi anni una delle punte di diamante di questa amministrazione, una delle punte di forza. Hai lavorato costantemente, con serenità, insieme agli altri. Abbiamo formato una squadra che io direi eccezionale, che ho nel cuore e che la porterò nel cuore per tutta la vita. Io rispetterò sempre le posizioni di ognuno, sarò vicino comunque ad ognuno degli amministratori che ci hanno affiancato in questi anni e che ci hanno permesso di raggiungere questi risultati. Rispetterò il loro percorso, guarderò con attenzione al loro percorso e farò in modo che gli altri rispettano il percorso che hanno intrapreso, magari non condividendolo in alcuni casi, magari comunque con un po' di amarezza nel cuore,
ma comunque con tutto l'affetto che ho potuto dare in tanti anni e che in tanti anni ho ricevuto da tanti amici. Sono sicuro che comunque nei ruoli che ognuno riterrà di occupare nel futuro, quella squadra saprà comunque continuare ed avere risultati nel tempo, saprà comunque dare il suo a tutto quello che avete nel cuore. E un in bocca al lupo di cuore a Vincenzo Bassaseo e alla squadra che lui capeggia. Grazie a tutti. È un momento importante non solo per la mia persona, ma soprattutto per Salve, per tutti voi salvesi. Un momento importantissimo quando un'esperienza si conclude e se comincia un'altra. Un momento importante lo dimostra questa piazza, questa bellissima piazza che oggi, questa sera, è viva perché è riempita da tutti voi salvesi, da donne e da uomini di Salve, è riempita. E questo non può che farci un immenso piacere. Grazie a Giovanni. Grazie a Giovanni, e raccolgo in una sorta di staffetta per le gare che si fanno in atletica leggera, il famoso 4%, eccetera. Raccolgo un testimone che tu mi lasci e che io raccolgo consapevole che è un testimone molto difficile. Tu lasci un'esperienza positiva nel nostro paese. Ripetere quell'esperienza sarà per tutti difficile. Noi siamo qui per tentare di ripeterla e con l'aiuto di tutti voi salvesi, con l'aiuto della squadra che siamo riusciti a costruire, poter raggiungere traguardi sempre più alti per la nostra comunità. Voi salvesi che siete qui in questa piazza e saluto tutti quei salvesi che per diversi motivi sono lontani da questa piazza, chi all'estero, chi nelle città del nord, chi in paesi lontani, nelle Americhe, in Oceania, dappertutto, perché Salve è dappertutto e grazie ai nuovi mezzi di comunicazione, nuovi siti, internet, eccetera, riusciamo a carpire la voce, a sentire la voce di tutti questi salvesi che per diversi motivi, come dicevo prima, sono lontani. Vi saluto tutti, un abbraccio fraterno. Siamo qui stasera per dare inizio, per presentare la nostra proposta politico-amministrativa per i prossimi 5 anni di governo locale. Una proposta politica che si fonda su una squadra di persone, sulla mia persona, che ha avuto l'onore e il piacere di essere indicato come guida, e di 16 candidati consiglieri, e su quella che è la proposta programmatica. Quindi noi siamo qui per dire da dove veniamo, qual è la nostra esperienza che abbiamo accumulato in questi anni, chi siamo e che cosa vogliamo fare, che cosa vogliamo programmare per il futuro del nostro paese, di tutti voi. Ma prima di passare a questo, consentitemi di fare una breve riflessione su quello che è stato il nostro passato amministrativo, in particolare sugli ultimi 10 anni. Noi insieme a Giovanni abbiamo ereditato questo paese, ci è stato affidato questo paese nel novembre del 1998, circa 10 anni fa, in una competizione elettorale, se ricordate, molto difficile, una competizione elettorale che vedeva in lizza ben 5 liste, in un paese che era lacerato, era frantumato, sia nel tessuto sociale sia nel tessuto politico. Non si spiegano diversamente la presenza di 5 liste. Bene, in quella competizione elettorale, voi tutti salvesi, anche se ho solo 900 voti, 900 e qualcosa, adesso non ricordo esattamente, ci affidaste questo compito di guidare il paese. Noi con umiltà, eravamo giovani, 10 anni fa, eravamo molto più giovani, siamo giovani anche adesso, ma 10 anni in meno ovviamente, e con